ritrovati con Penalty on Demand, come al solito in onda sul canale YouTube Penalty Programma Sportivo e anche sul social Facebook. In questa ora, come al solito, spazio dedicato interamente ai 4 gironi del campionato di promozione e ai 6 gironi del campionato di prima categoria. Partiamo subito con la promozione e partiamo con il girone A. Si è giocata la 7ª giornata di ritorno, guardiamo subito il tabellino dei risultati. Partinica Audace batte Città di Carini 3-2, Casteltermini batte Alba Alcamo 6-2, pareggio tra Città di San Vito Lo Capo e Accademia Trapani 2-2 il risultato finale. Il Carenze batte Gemini Calcio 2-0, Camarat batte Petrosino 1969 3-2 ed infine Fulgatore batte Marsala 1-0, ha riposato la Folgore Castelvetrano. Approfittando della giornata di riposo per la Folgore Castelvetrano, il Fulgatore balza in vetta in questo girone A del campionato di promozione. Troviamo infatti la squadra al primo posto con 38 punti, con 36 Camarat e Folgore Castelvetrano, 32 punti Accademia Trapani, con 30 Partinica Audace e Città di San Vito Lo Capo, 28 punti per Alba Alcamo 1928, con 25 i Carenze, con 23 Città di Carini, 22 Gemini Calcio, 18 punti per il Petrosino 1969, con 15 il Casteltermini, chiude la classifica il Marsala con 0 punti. Tutto ancora aperto nel girone A del campionato di promozione. Adesso parliamo del girone B. Anche qui si è giocata la 7ª giornata di ritorno, subito i risultati. Gioiosa batte Castelluccese 2-1, Aspra batte Villarosa Calcio 7-2, Città di Mistretta batte Supergiovane Castelbuono 2-1, Geraci batte Profalcone 4-0, Gorgonia Delia batte Città di Casteldaccia 3-1 ed infine Lascari Cefalù batte San Fratello 2-0, ha riposato la Sant'Angiolese. Si avvia a vincere questo girone B del campionato di promozione il Geraci di Gaetano Mirto, ma guardiamo lo stesso la classifica. Geraci in testa con 44 punti, con 35 Aspra, con 34 Supergiovane Castelbuono, 31 punti Lascari Cefalù, con 29 Gorgonia Delia, 27 punti Sant'Angiolese, con 26 Gioiosa, 24 Castelluccese, con 19 punti Città di Mistretta, 17 per San Fratello e Villarosa Calcio, 16 punti il Profalcone, 15 punti il Città di Casteldaccia. Benvenuti alla Santissima Trinità e Geraci Profalcone. Siamo nella 20ª giornata del girone B di promozione siciliana. Serio in mezzo, primo palo, il pallone scorre, c'è il gol da parte di Chiazzese che si è inserito e ha messo dentro il pallone dell'1-0 per il Geraci. Il pallone non finisce in fallo laterale perché viene recuperato di nuovo per un nuovo cross. Villar dalla distanza attraversa rete, c'è il gol, convalidato il gol a Villar, magia dell'argentino, un raddoppio del Geraci dopo 10 minuti. La squadra di Alici viene da 8 risultati consecutivi senza vittoria. C'è anche la capolista da affrontare. Nel frattempo l'Aspra sta perdendo 2-0, serio, rovesciata debole sul palo. La pressione serio in mezzo al campo, lancio lungo verso Marrone, lo va a disturbare Chiofalo. Marrone si accentra, calcia Marrone, 3-0 in 13 minuti. Geraci che esagera, cross in mezzo, colpo di testa di Chiazzese, arriva dalle retrovie Maisano oltre l'incrocio, ma non è andato lontano nel centrare la porta. Serio, sinistra da fuori, ben fatta in angolo. Marrone contro Russo, la meglio calcia Marrone, pallone che finisce fuori. Terzo angolo consecutivo, serio,
ben fatta e mette dentro Chiazzese e in fuorigioco. Serio, cerchio di centrocampo, tanto spazio a disposizione, largo da Gonzalez, ha davanti il portiere sul primo palo, Marrone! Il gol del 4-0 di Mirko Marrone, doppietta personale. Velardi si ferma, il campo è finito, rientra a superare Chiofalo, Velardi ben fatta. Intanto la barriera del Gerace è composta da 5 giocatori, c'è la battuta sulla traversa di Bucolo, Petruzzi. Oggi non è stata veramente una gara difficile, pensiamo ora alla prossima partita che sarà fondamentale per il proseguo del campionato e le partite diventano sempre di meno, 9 punti sulla seconda sono tanti, speriamo di trovare le giuste motivazioni per non mollare e continuare così come stiamo facendo. È facile ambientarsi quando si arriva in una prima in classifica, si ha sempre un buon gruppo, noi siamo un buon gruppo, quindi chiunque arrivi penso si trovi subito bene. La Polisportiva Gioiosa in un solo colpo ritrova il proprio impianto sportivo e la vittoria sofferta che in casa mancava dall'11 dicembre contro il Città di Mistretta. La gara si mette subito bene per i ragazzi di Nardi, Girbino dalla sinistra crossa in aria, Torre di Calabrese e Tranchita buca la rete di Cavallaro. Siamo solo al secondo minuto di gara. Polisportiva che insiste e ritrovato Gullà all'11° prova il tiro dalla distanza con sfera fuori dallo specchio. Porta che non c'entra nemmeno Capitan Calabrese al 12° su assistenza di Sottile. Si salva la retroguardia biancorossa. 9 di casa che fornisce il secondo assist vincente di giornata al minuto 19. Stavolta a tramutarlo in raddoppio è proprio il classe 2001 Gullà che porta a 2 le segnature della propria compagine. Centro numero 4 per il 10 di casa, secondo consecutivo e secondo in casa, l'altro proprio nel match vittorioso contro il Città di Mistretta a dicembre. La Castelluccese prova a svegliarsi al 27°, Milia tenta il tiro, ma la conclusione è da dimenticare. Passano 4 minuti e Salerno si incune in aria e cade. Il fischietto ennese decide per il penalty tra le proteste Granata. Lo stesso Capitano si presenta dagli 11 metri, ma il tiro centrale viene neutralizzato dall'estremo di casa. Capocannoniere che prima del duplice fischio approfitta di un calo di concentrazione della difesa di casa e dimezza lo svantaggio ridando linfa alla propria squadra. Gol numero 16 per il Bomber classe 95, secondo consecutivo. A rientro in campo gli ospiti tentano di riequilibrare il match e già al 51° ci provano con Salerno, ma la sua conclusione non è degna di tale nome. Gioiosa che lascia campo e prova ad affacciarsi dalle parti di Cavallaro con il tiro dalla distanza di Ardiri, ma l'estremo ospite respinge di pugni. Castelluccese che aumenta i giri del motore e assedia la metà campo Granata. Salerno al 63°, tiro cross ma senza che nessuno giunga all'appuntamento con il tap-in. 66°, Emilia inventa per Scarpinato. Ottimo l'intervento di Dagati e sfera respinta. Passano altri 3 minuti e ancora il numero 1 Gioiosano dice di no alla splendida conclusione di Salerno concedendogli solo il corner. Uomini di Cipolla che troverebbero il pari al minuto 74, ma su segnalazione dell'assistente numero 1 il fischietto ennese annulla la rete biancorossa. Il Gioiosa sembra alle corde, ma recrimina al minuto 88 un possibile penalty per fallo ai danni di Bella Macina, di diverso avviso il direttore di gara. Finale convulso con la Castelluccese che tenta il tutto per tutto. Minuto 88, acrobazia in aria di Scarpinato e sfera alta sulla trasversale. In pieno extra time, doppia occasionissima biancorossa e doppia traversa. Prima chance per Arena, subito dopo Scarpinato, ma stesso esito, ovvero i legni a salvare la Polisportiva Gioiosa. Sospiro di sollievo al triplice fischio per i padroni di casa che incamerano la 4ª vittoria interna stagionale dopo 4 turni d'astinenza nel proprio habitat naturale e si allontanano dalla zona pericolo strizzando l'occhio alla griglia playoff.
Tantissima amarezza nell'ambiente biancorosso per una sconfitta immeritata che non pregiudica il proseguo, ma rallenta la corsa verso una definitiva posizione di assoluta tranquillità. Il Lascari Cefalù non si vuole fermare e al Santa Barbara ospita un San Fratello che ha disperato bisogno di punti per tenersi lontano dalla zona rossa della classifica, ma davanti a un pubblico come sempre molto presente. Allo stadio di Cefalù si comincia con il San Fratello che ha un ottimo inizio e qui ci prova con Ditale, ma trova l'intervento di Fiducia dopo pochi secondi dall'inizio della partita. Al terzo minuto poi ancora praticò sulla sinistra, cerca di andare via, riesce anche a saltare un avversario, a mettere in mezzo il pallone, non allontana bene la difesa dell'Ascari. Poi c'è questa conclusione da parte di Jadama che si perde sul fondo, poi sale di colpi la squadra di Mister Grimaudo che si porta al 9° minuto in area di rigore e c'è un calcio di rigore, intervento su Moccero, l'arbitro non ha dubbi, assegna la massima punizione alla squadra in maglia bianca. Dal dischetto si presenta Sferruzza, rincorsa come al solito lunga che trova poi il colpo perfetto alla sinistra del portiere Inferrera. Passa in vantaggio il Lascari Cefalù dopo aver tremato nei primissimi istanti di partita e da lì in poi sarà quasi un monologo della squadra cefaludese che poi continua ad attaccare, prende le misure all'avversario. Minuto 23 ancora la collaborazione, la combinazione tra Moccero e Sferruzza, conclusione sporca, deviata, che finisce in calcio d'angolo. Proprio dal corner seguente la palla rimane in area, c'è un tentativo di sforbiciata, poi Sferruzza col sinistro, la respinta sul primo palo da parte di Inferrera. In calcio d'angolo, superata la mezz'ora, insiste ancora il Lascari Cefalù con questo cross da sinistra di Ventura, il colpo di testa di Moccero, palla che si perde sopra la traversa. Si riaffaccia in avanti la squadra neroverde con questo pallone gettato verso l'area di rigore. Jadama controlla, calcia col destro, difende bene il primo palo anche Fiducia che manda la sfera in calcio d'angolo. Poi l'ultimo squillo del primo tempo è dell'Ascari Cefalù ed è una grande palla gol che arriva sulla testa di Ninni Portera, bravissimo, distinto puro Inferrera a mettere la palla fuori. Poi rimane a terra un difensore del San Fratello, ma con le immagini dopo questo tentativo ribattuto passiamo al secondo tempo, a questa grande opportunità dopo 10 minuti per il Lascari Cefalù con la palla che si perde fuori, ma attenzione qui all'opportunità per Moccero che riesce a liberarsi, calcia col sinistro, colpisce in pieno il palo, chance gigante per il 2-0 dell'Ascari, 2-0 che però arriverà un minuto dopo, rimessa con le mani di Ventura, palla che arriva in area ancora per Danny Moccero che la gira col destro, gran gol dell'attaccante dell'Ascari Cefalù, ancora bersaglio al Santa Barbara e garantisce 2 lunghezze di vantaggio alla squadra di mister Claudio Grimaudo. E adesso si gioca sul velluto perché il San Fratello di fatto non ha più le energie per attaccare, allora c'è spazio per questa grande giocata di Fazio che con il tiro a giro alle insigne sfiora il palo alla sinistra di Inferrera. Ultima occasione, minuto 88 sempre per la squadra di casa, la palla arriva sulla sinistra dove c'è Di Peri, la conclusione dell'ex Marineo e Misilmeri bloccata da Inferrera, ma si chiude qui il match. Altra vittoria per il Lascari Cefalù che continua la sua rincorsa verso il secondo posto che adesso è sempre più vicino. E dopo il girone B è la volta adesso del girone C, dove ormai il cammino direzione eccellenza per il Messana sembra proprio cosa fatta. Anche qui si è giocata la 7ª giornata di ritorno, subito il tabellino degli incontri che si sono disputati domenica. Gescal batte Atletico Messina 3-0, Valdinisi Calcio Promende 1-1, Città di Aci Sant'Antonio Belpasso FC 2014 0-0, Messana 1966 batte Città di Calatabiano 4-0, Sant'Alessio vincente contro la Nuova Azzurra Fenice 1-0, pareggio infine tra Valle del Mela Calcio ed RSC Riposto 1-1, ha riposato il Catania San Pio X.
Sembra ormai segnata la vittoria finale in questo girone C del campionato di promozione per il Messana allenato da Patti. Ma guardiamo lo stesso la classifica. Messana 1966, 45 punti, con 36 Belpasso 2014 ed RSC Riposto, con 34 Città di Aci Sant'Antonio, 32 Catania e San Pio X, con 29 punti il Promende, 25 per il Valdinisi Calcio, 19 punti Città di Calatabbiano e Sant'Alessio, con 18 Valle del Mela ed Atletico Messina. Chiudono la classifica con 14 punti la Nuova Azzurra Fenice e con 11 punti la Gescal. Due sconfitte consecutive e ruolino di marcia fin qui sconosciuto per il Città di AC di Sant'Antonio, che aveva viaggiato a ritmi elevatissimi, accarezzando quasi il sogno primato. Momento buio ma transitorio all'interno di una stagione di grande livello e di progettazione per una squadra composta da tanti giovani ed improntata proprio sulla valorizzazione degli stessi, con l'obiettivo playoff nel mirino. Timing opposto quello del bel passo di Mister Richichi, reduce invece da due successi consecutivi con Nuova Azzurra Fenice e Gescal. La prima chance per San Filippo, che scappa via centralmente e poi va col sinistro ma pallone largo. Davanti grande occasione ancora per San Filippo, che prova a scavalcare di testa la rosa ma tentativo vano e sfera allontanata. Più avanti discesa di Dadone che taglia il limite per Marraffino, che va di prima ma trova un paratone clamoroso di La Rosa che mette in corner. Sono i padroni di casa a cercare il vantaggio con più insistenza. Qui ci prova Lopresti col mancino, tiro centrale al sesto, primo episodio dubbio del match. Barbagallo scodella per Marraffino, che sulla sponda trova l'inserimento di Lopresti, pallone in rete ma bandierina su. Cambio campo di Genovese che pesca Bertazzi sul buco di Grasso, ma da due passi spreca tutto il numero 11 che colpisce il palo a botta sicura. Altro episodio dubbio più avanti, cross di Moschella per Lopresti che protesta per un tocco di mani di Mascali. Replay che lascia più di qualche dubbio, ma non sarà l'ultimo episodio incriminato. Bel passo che nel frattempo si affaccia a metà tempo con Sottile che calcia dal limite ed impegna Citriglia fin qui inoperoso. Prova allora a venire fuori la formazione di Richichi, bella trama centrale che libera ancora Sottile. Tiro stavolta largo. Bel passo che nel frattempo resta anche in 10 per l'espulsione di Strano nel finale per doppia ammonizione. E sempre nel finale altro episodio in area ospite, Marraffino per San Filippo che cade giù in aria per il direttore di gara e simulazione del numero 7, ma dal replay appare chiaro e netto il contatto col piede avversario e calcio di rigore abbastanza solare negato. L'ultima chance per l'Aci Sant'Antonio arriva al termine di questa azione insistita al limite dell'area, cross di Marraffino rimpallato. Allora Di Mauro per Lopresti che da terra prova a metterla in rete, ma è tutto vano. La parola fine è però del bel passo su questo cross ribattuto sinistro sempre di Sottile, stavolta alto sulla traversa, che di fatto sarà l'ultimo frame di questa sfida. Triplice fischio al comunale di Aci Sant'Antonio e 0-0 contro il bel passo. Biancazzurri che muovono la classifica dopo due risultati negativi e torneranno in campo sabato contro l'Atletico Messina. Si complica ancora di più la classifica della Nuova Azzurra, che perde anche l'importante scontro diretto in chiave salvezza contro il Sant'Alessio e rimane invischiata al penultimo posto nel girone C di promozione. Una sfida che si mette subito in salita per i locali, costretti a capitolare dopo 5 minuti, quando Gallo prende d'infilata la difesa di casa e dopo aver scartato anche la rosa insacca nella porta sguarnita il vantaggio per i suoi e il suo primo sigillo in campionato. Sulle ali dell'entusiasmo gli ospiti tentano di
di chiudere la sfida con Tomasello, il cui destro dal limite però non sortisce l'effetto sperato. La Nuova Azzurra prova comunque a venire fuori dal guscio, ma prima il sinistro di Genovese viene bloccato centralmente dal portiere e al 45esimo Agri non arriva a deviare in porta la punizione di Cucè. Nella ripresa sono ancora i locali a cercare la via del pareggio e al minuto 55 reclamano per un calcio di rigore, ma il signor Currò lascia giocare. Il Sant'Alessio non sta a guardare, al 63esimo solo il palo nega al destro di Tomasello la gioia del raddoppio. Nel finale poi assalto disperato dei barcellonesi che al 73esimo vengono fermati dal direttore di gara che interrompe il gioco prima che Zurka di testa metta in rete il cross di Calderone e al minuto 77 il colpo di testa di Fazio non c'entra lo specchio della porta. Prima della fine da registrare anche l'espulsione del presidente di casa Giovanni Giunta, allontanato dall'arbitro su indicazioni del primo assistente. Con questa sconfitta la Nuova Azzurra rimane al penultimo posto con 14 punti, a -4 dalla zona salvezza e a +3 sulla zona retrocessione, mentre il Sant'Alessio, che torna a vincere fuori casa dopo oltre 3 mesi, si porta a quota 19 fuori dalla zona play-out. Una sfida che si accende subito con gli ospiti già minacciosi dopo un minuto con Leotta che costringe Scibili a rifugiarsi in angolo. La risposta del Valle del Mela è affidata 7 minuti più tardi a Spadaro, il cui destro viene deviato in angolo dai difensori biancoazzurri. Gara equilibrata con la Russo Sebastiano che per altre 2 volte ci prova al 26esimo con il destro di Napoli e 2 minuti dopo con la conclusione di Mangano che però non inquadrano la porta difesa da Scibilia. Bersaglio che al 41esimo centra invece il Valle del Mela quando Sciliberto con un destro dal limite supera Gangi portando in vantaggio i suoi e firmando così il suo secondo sigillo in campionato. Locali che nella ripresa hanno subito l'occasione per il raddoppio ma solo il decisivo intervento di Gangi nega a Rigò la gioia del gol. Rete che per il Valle del Mela non arriva nemmeno al 58esimo con Cariolo che si libera al tiro trovando però solo l'esterno della rete. Poi la Russo Sebastiano Calcio torna a spingere dopo il destro di Tornitore bloccato in 2 tempi da Scibilia. I biancoazzurri trovano il pareggio al minuto 66 quando il signor Lazzara concede loro il calcio di rigore per l'intervento con la mano di Spadaro sulla linea di porta che costa inoltre al difensore di casa il rosso diretto. Dagli 11 metri Leotta spiazza Scibilia ristabilendo la parità e siglando il suo gol numero 14 in campionato. Nonostante l'uomo in meno il Valle del Mela non si dà per vinto e nel finale tenta comunque di portare a casa la vittoria, ma prima l'angolo di Cariolo viene respinto nei pressi della linea di porta dalla difesa catanese e poi il tiro cross di Trimboli trova la pronta risposta di Gangi. Il Valle del Mela scivola al terzultimo posto in classifica con 18 punti a -1 dalla zona salvezza, mentre la Russo Sebastiano Calcio sale a quota 36 in terza posizione a -9 dalla vetta. Probabilmente non saranno più certamente gli scontri diretti a determinare la classifica finale di questo girone C del campionato di promozione. Tutto invece da decidere per quanto riguarda la griglia playoff. E adesso voltiamo pagina perché concludiamo il campionato di promozione e presentiamo il girone D. È ormai una corsa a 4 nel girone D del campionato di promozione, anche se attualmente l'FCM 2011 Mister Bianco è leggermente avvantaggiata rispetto alle altre 3 concorrenti. Ma guardiamo i risultati di questa 7ª giornata di ritorno. FCM 2011 Mister Bianco batte Città di Avola 4-1. Pro Ragusa batte Visini Calcio 1-0, Vittoria batte Scicli 1-0, Atletico Catania 1994 batte Priolo Gargallo 3-0. Mister Bianco Calcio batte Frigentini 3-2, Megara 1908 batte Gimnica Scordia 5-1 ed infine SC Gela batte Città di Canicattini 2-1. Vincono tutte le 4 squadre in vetta in questo girone D del campionato di promozione. Soprattutto sorprende la continua ascesa del Vittoria. Ma guardiamo la classifica. FCM 2011 Mister Bianco al primo posto con 45 punti.
Con 41 Atletico Catania 94, SC Gela e Vittoria. Con 41 punti Atletico Catania 94, SC Gela e Vittoria. 27 punti Scicli, 25 Megara 1908. Con 24 Città di Caricattini e Città di Avola 2020. 22 punti per il Priolo Gargallo, con 21 il Frigintini, 20 Pro Ragusa. Con 19 Mister Bianco Calcio, chiudono la classifica con 17 punti Gimnica Scordia e Visini Calcio. Penso che è stata una vittoria, come hai detto tu, meritata. C'era da soffrire gli ultimi minuti, la paura di vincere, ma penso che sia stata una partita che i ragazzi hanno dominato dal primo al 90°, non abbiamo subito nessun tiro in porta, quindi noi abbiamo avuto la possibilità di portarci anche prima in vantaggio e anche sul vantaggio potevamo raddoppiarla in più occasioni. Purtroppo te l'ho detto, la paura di vincere, siamo in una situazione di classifica particolare e quindi ci sta anche questo, ma il calcio devi soffrire, per portare in porto dei risultati importanti c'è da soffrire.
La SSD Gela vince, ma non si può dire che sia uscita dalla crisi. Gli ospiti tirano soltanto una volta in porta e segnano un gol che rischia di mandare nel dramma i ragazzi di Mirko Fausciana. Gela senza Tuve squalificato per 3 turni e con Pila inizialmente in panchina. È un monologo bianco-azzurro per tutta la partita. Dopo 6 minuti, primo squillo sull'angolo di Camilleri, l'incornata di Minolfi per poco non si insacca. 14esimo, Gela ancora pericolosissimo. Dal cross teso di Cosentino, la torsione di testa di Ace è perfetta, ma il palo strozza l'urlo in gola dei tifosi. 16esimo, ancora una palla gol, questa volta dall'angolo di Cosentino. L'intervento di testa, anticipare tutti, dà soltanto l'illusione del gol. 26esimo, arriva finalmente il gol meritato. Al quarto tentativo, biancazzurri la sbloccano con l'ennesimo colpo di testa, questa volta del difensore Minolfi. Una specialità. Un minuto dopo si fa male Floridia, il migliore sino a quel momento, costretto ad uscire. Al suo posto gioca Pira. 39esimo, gran botta di Cosentino dal limite dell'area di rigore che sibila sulla traversa. E al 45esimo una clamorosa palla gol per i biancoazzurri. Scerra prova l'Eurogol dai 40 metri, la palla sbatte sulla traversa e sulla respinta il tapin di Ace è ancora stoppato dal portiere latino. Nella ripresa si inizia come il primo tempo, Gela sempre in attacco, Canicattini inesistente, il Gela spreca dopo 4 minuti, tocca a Scerra impegnare ancora il portiere latino. E al 6° minuto della ripresa, incredibilmente, arriva il pari ospite, l'errore sulla 3/4 di Camilleri e poi Kiss spiazza Pizzardi al primo tiro in porta ospite. Una vera doccia fredda, il Gela ha bisogno di qualche minuto per riprendersi al 9 e ci prova Polisano con un tiro di pochissimo fuori. Al 15esimo della ripresa il primo cambio con un Gela a trazione anteriore con Deoma al posto del difensore Minolfi. Al 22esimo arriva il 2-1, il neo entrato Deoma segna da 2 passi dopo l'ennesima incursione nell'area di rigore di Davide Acia, forse atterrato fallosamente. A metà ripresa Fausciana tira fuori 2 attaccanti, Scerra e Acia, per far entrare Gradito e Brasile. La partita scema di intensità e il Gela porta a casa 3 punti e mantiene il secondo posto in classifica. Sapevamo che era una partita molto difficile, come tutte le partite fuori casa in questo campionato saranno difficili da qua alla fine. Sapevamo che lo Scicli era un'ottima squadra e sono queste le partite, quelle toste, che si vincono anche 1-0 e va bene lo stesso. Sì, ma ormai l'avevamo detto, tutte le partite hanno ognuna la propria difficoltà. Sapevamo che venivamo in un campo ostico con una squadra che aveva subito pochissimo, è una squadra che subisce pochi gol e aveva tanti pareggi, quindi una squadra che nel proprio campo ha fatto sempre bene. Quindi complimenti per l'ennesima volta ai ragazzi che hanno dimostrato carattere, voglia, grinta, anche se il primo tempo abbiamo sofferto un po' a livello, non hanno avuto grandi palle gol loro, come non abbiamo avuto noi un paio che potevamo sfruttarle meglio, però eravamo un po' più molli sulle seconde palle, quindi secondo tempo siamo entrati con un'altra grinta, un'altra voglia e si è visto, oltre all'azione del rigore abbiamo costruito altri 2-3 palle gol che potevamo sfruttarle, però va bene, ci prendiamo questi 3 punti e continuiamo a lavorare e ci porta bene per preparare lo scontro diretto della prossima settimana. Sì, domenica è una partita molto importante, saremo in casa con l'aiuto dei tifosi, anzi vediamo di riempire lo stadio domenica per darci una bella mano. Questa partita sì, con Mister Bianco ce la giocheremo e cerchiamo di recuperare ancora punti al Mister Bianco. La domenica sapevamo, l'avevo detto ai ragazzi, al di là dei risultati che facevano le altre squadre, era importante fare un risultato fuori casa in un campo ostico come questo, in modo tale da lavorare durante la settimana serenamente e preparare questa partita di domenica in maniera positiva. Quindi
quindi ci prepariamo, noi siamo lì e domenica sarà una grande battaglia come è stata anche oggi, quindi arriveremo con la testa carichi, sereni e ce la giocheremo alla pari con il Motta. Sì, ma l'approccio comunque non è che è stato sbagliato, è stato, diciamo, ecco, c'è anche un'altra squadra che gioca in campo, quindi magari i primi 10 minuti sono quelli più difficili, il tempo di assestarci, però hanno fatto una bella partita tosta i ragazzi e va bene così. Chiuso il tabellino dei 4 gironi del campionato di promozione, diamo subito spazio alle immagini con i risultati e le classifiche dei 6 gironi del campionato di prima categoria. Il Treno Nicosia in casa è inarrestabile ed anche nella 20ª giornata del campionato di prima categoria giocata a Raimondi di Gangi la regola è stata mantenuta e dopo una fase di controllo al Nicosia viene assegnato dopo 18 minuti un calcio di rigore per un atterraggio in area di Saidi ad opera di Sa. Si incarica del tiro l'argentino Nocito che al 20° porta in vantaggio in Nicosia e segna la sua 6ª rete personale in campionato. Al 25° Muraglia ruba palla, si invola sulla sinistra, entra in area e confeziona un assist perfetto per Bella Barri che non può fare altro che insaccare alle spalle di Cigna. Passano appena 3 minuti ancora, Bella Barri insacca di testa un pallone servito perfettamente dalla destra da Garriga. Il primo tempo si chiude 3-0 per i padroni di casa. Alla ripresa, dopo 8 minuti, Garriga sulla sinistra compie una discesa incredibile, entra in aria, con un tocco scavalca il portiere, il pallone viene toccato dalla corrente Barberi. Il giocatore rossonero tocca il pallone, lo mette alle spalle del suo portiere, ma il merito del gol è tutto dell'argentino Carlos Manuel Garriga. Al 57° arriva il quinto gol, frutto di un'azione tutta in verticale del Nicosia. Pittera scambia con Saidi che a sua volta serve Garriga, l'attaccante restituisce il pallone a Saidi che con un diagonale rasoterra supera il portiere Cigna. La 6ª ed ultima rete del match è opera di Edoardo Leanza, subentrato a Saidi. Il giovane biancorosso ruba palla a Buscemi dal limite dell'area e con il sinistro segna la sua prima rete stagionale, festeggiato dai compagni in campo e dall'intera panchina biancorossa.
Il Nicosia vola in classifica ed ora ha 32 punti e sarà al quarto posto in piena zona playoff. Nel prossimo turno, sabato 25 febbraio, affronterà fuori casa a San Cataldo la Master Pro, attualmente settima con 30 punti. All'andata i San Cataldesi, dopo una rocambolesca partita, pareggiarono 3-3 in casa del Nicosia. Unici 2 punti persi in casa dai biancorossi in questa stagione. In un sol colpo l'Aquila Bafia ritrova vittoria e primato solitario in classifica. I biancorossi di Nico Caragliano passano sul campo di un Melas in serie positiva da 4 partite e riscattano così la sconfitta contro la nuova rinascita Patti, volando nuovamente al comando del girone D di prima categoria. Un successo importantissimo per i bafiesi che si concretizza nella ripresa quando al minuto 52 Rotella con un destro sotto porta gira alle spalle di Messina il vantaggio per i suoi e il suo 9° sigillo in campionato. Aquila che al 68esimo sfiora anche il raddoppio con Maisano, il cui destro scheggia la traversa, ma un minuto dopo il Melas rimane 10 uomini per il rosso diretto che il signor Matranga mostra a Catalfamo, reo di proferire qualche parola di troppo nei suoi confronti. Episodio questo che i biancorossi sfruttano appieno, infatti al 75esimo i bafiesi raddoppiano su calcio di rigore concesso dal fischietto di Palermo per il fallo di Ficarra su Maisano, con Mastroieni che dagli 11 metri spiazza Messina per il gol del 2-0. Lo stesso Mastroieni concede il bis 3 minuti dopo quando riprende il cross dalla sinistra di Laquidara e col mancino mette alle spalle del portiere il pallone del definitivo 3-0 per i biancorossi, la sua doppietta personale e il suo 12° centro in campionato. Con questo successo l'Aquila torna in testa alla classifica con 45 punti e si porta a +2 sulla nuova rinascita Patti, mentre il Melas rimane a quota 20 punti in quart'ultima posizione fuori dalla zona play-out. Stadio Pietro Cangemini di Torregrotta, 20ª giornata del campionato di prima categoria siciliana. Per il girone D la compagine torrese reduce dal pari esterno contro il Lipari, ospite il Sinagra di mister Bonfiglio che ha trovato una sconfitta tra le mura amiche contro il fanalino di coda Folgore Milazzo. Dirige l'incontro il signor Gaetano Baudo della sezione di Catania, si affida al 4-4-2 il tecnico Borelli squalificato. Torrese che giunge all'8° con Errante che salta l'uomo, duetta con Dingà, prova ad armare il destro Errante che
termine però di un paio di metri largo. Alla destra della porta difesa da Bonfiglio, al quarto d'ora il Sinagra può usufruire di una massima punizione con Lopresti che scivola in area, indica il dischetto il signor Gaetano Baudo di Catania, quando resta però più di qualche dubbio dal nostro rallenti. Dal dischetto si presenta con il numero 8 Leone a tu per tu, con Maceri lo spiazza per il vantaggio del Sinagra al quarto d'ora. Torregrotta che prova a riequilibrare il risultato 7 minuti più tardi con Cangemi che serve Marchese, restituisce il pallone al numero 11 con il destro, va Cangemi svirgolante, non inquadra lo specchio della porta al 25esimo. Jacopo Errante lancia Marchese che viene fermato però in posizione di offside. Resta più che qualche dubbio anche in questa occasione dal nostro rallenti. Al 33esimo arriverà però il raddoppio del Sinagra, palla sulla destra, conclusione verso la porta, l'ultimo tocco è di Radici che sigla lo 0-2. Tutto regolare per il signor Baudo della sezione di Catania. Il Sinagra che rischia di archiviare la pratica già nella prima frazione di gioco. Assiste attonito il direttore La Spada quando l'altro La Spada, Massimiliano, cade in area di rigore. Lascia proseguire in questa occasione il fischietto catanese. Un primo tempo molto complicato per lui, che però va in archivio sul parziale di 0-2. Dopo il duplice fischio decidono sin qui le marcature di Leone e Radici. Torregrotta che prova a pescare energie fresche dalla panchina nella ripresa dentro Caselli in luogo di Cangemi, ma è Galà tirando ad operare la prima occasione pericolosa della ripresa, sfonda a sinistra, poi calcia addosso a Maceri al 52esimo dentro Donia per Massimiliano La Spada, quando Leone attacca a destra servendo Spinella, rientra sul mancino da buona posizione, si distende sulla propria destra Maceri al 65esimo, fuori Marchese dentro in Sana. Torregrotta che si sveglia nel finale, ci prova con Mavile che scodella dentro questo pallone per Caselli da buona posizione, calcia malamente a fondo campo. Fuori l'altro La Spada, dentro Fortunato Previdi, 75esimo. Torregrotta che lamenta un altro calcio di rigore per un atterramento in area ai danni di La Rosa. Lascia proseguire anche in questa occasione il fischietto catanese. Baudo tra le proteste ovviamente dei locali. Al 77esimo ci prova allora Jacopo Errante con una conclusione centrale, facile preda da parte di Bonfiglio. All'80esimo altra occasione per il Torregrotta con Caselli che gode di buona libertà, prova a scatenarsi allora prendendo il centro del campo, armando il destro largo di 1 metro circa alla destra della porta difesa da Bonfiglio. Assalto all'arma bianca nel finale, angolo di Dinga, la sfera giunge all'Opresti, un primo tentativo svirgolato, il secondo si divora il gol che avrebbe accorciato le distanze. Davide Lopresti quando viene allontanato per proteste di Jacopo Errante. Torregrotta in 10 uomini in questo finale che non si perde d'animo ancora con Caselli che però qui fallisce una ghiotta chance con questo lob. Ultima occasione con il mancino di La Rosa che fa percorrere un brivido lungo la schiena di Bonfiglio, ma non c'è più tempo. Triplice fischio, Sinagra si impone al Pietro Cangemi di Torregrotta per 2-0. Decidono le marcature di Leone e Radici. Bentrovati con la 20ª giornata del campionato di prima categoria. Nel girone E il Caggi, dopo il pari per 0-0 contro il Santa Venerina, deve cercare di ricucire il gap creatosi con l'Agron Sapoca. Oggi atteso alla sfida con Real Itala Franco Zagami. Si parte col film del primo tempo, Chirillo al 12esimo per Costanzo, spazio per tentare la conclusione che si alza di poco sopra la traversa. Al 14esimo il Caggi con Chirillo che avvia l'azione di ripartenza, cerca per vie centrali Franco l'appoggio su
Cantarella, l'apertura di prima dallo Iacono, a sinistra sfonda il Caggi, attenzione al retropassaggio ancora per Chirillo che chiude alla grande l'azione e fa 0-1 dopo un quarto d'ora al comunale. Luigi Averna di riposto, passa il Caggi al 20esimo, ancora il pressing alto della formazione di mister Camarda a far soffrire gli avversari con Riccina che ruba palla, mette dentro il tiro cross, arriverebbe il gol del 2-0 di Franco, viene tutto fermato per presunta posizione di fuorigioco al 22esimo, ancora Chirillo a scippare il pallone agli avversari, il tentativo per Franco dal limite dell'area, impegna così senza grossi patemi Calabretta al 23esimo, ancora Chirillo protagonista, ancora a riconquistare la sfera, a cercare questa conclusione che Calabretta grazie all'ausilio della traversa riesce a eludere. Una prestazione che probabilmente sarebbe da migliore in campo, si conclude anticipatamente per Federico Chirillo che al 30esimo per infortunio lascia spazio a Cipolla. Questa anche è l'ultima emozione per quanto riguarda il primo tempo, 0-1 a Luigi Averna di riposto, tra riposto e Caggi decide il gol al 14esimo di Federico Chirillo. Partiamo con il film della ripresa al minuto 50, ancora un cambio, negli ospiti termina la partita di Alaimo, al suo posto Silvestro, ma al 53esimo il riposto pareggia. Vediamo cosa succede, calcio di punizione di Sciuto, sfera deviata con la mano, il direttore di gara fischia, la sfera entra in rete sul tocco di Zappalà e viene convalidata. Nell'incredulità De Luigi Averna di riposto trova il pari la formazione padrone di casa, esce Riccina, dentro Vaccaro al minuto 60, rimessa laterale per il Caggi, il pallone finisce dentro, Cantarella prova ad alzarlo in acrobazia dal limite, va Cipolla, 1-2 del Caggi, azione da karateka per il centrocampista di mister Camarda che trova il jolly da subentrato, panchina d'oro per il Caggi. Adesso è 1-2 a Luigi Averna di riposto, al 61esimo però i gialloverdi non si arrendono, Sciuto lascia il pallone a Bahai che sfonda per vie centrali, destro che sfiora il palo, al 69esimo però gli spazi per il Caggi sono praticamente infiniti, il lancio di Cantarella per il neoentrato Silvestro che si fa ipnotizzare da Calabretta, al 70esimo termina la partita di Franco, inizia quella di Cristian Varrica, al 74esimo però il riposto mette un brivido alla formazione caggese con Sciuto che in azione personale salta a due avversari e colpisce il palo. Montesanti probabilmente non se l'aspettava nemmeno. 81esimo Cantarella dalla sinistra sterza, mette il pallone in mezzo, il velo di Varrica, arriva Silvestro, l'occasione per il 3-1, anche questa si stampa sul legno. Ultimo cambio nel Caggi, esce Mannino, dentro Cannata al minuto 87, Costanzo riesce a lanciare Varrica che passa sul difensore davanti al portiere Calabretta, incredibilmente sbaglia Cristian Varrica, un errore non da lui. Minuto 89, ancora il tentativo del riposto, l'ultimo della partita per la formazione padrone di casa che grazie a Montesanti con questa conclusione di Pafumi in area di rigore che finisce fuori. Nel recupero il punto esclamativo con un'altra ripartenza del Caggi che stavolta è vincente, parte questo 3-0 con Varrica che va ad orchestrare davanti al portiere Calabretta, è generoso nel servire Cantarella che deve solo appoggiare il gol del 3-1, quello che vale i 3 punti definitivi per il Caggi in questa 20ª giornata, che dice che la formazione di mister Camarda rimane a -2 dalla Gronsapuca che in contemporanea vince per 2-0 contro in realtà la Franco Zagami. Due lampi nella prima metà della ripresa e va sotto il Città di Belpasso contro il quotato ma non esageratamente superiore Santa Domenica Vittoria, che si conferma nel gruppo delle aspiranti ai playoff. È il momento migliore del Città di Belpasso, questo che cade poco oltre la mezz'ora del primo tempo, ma in avanti le idee sono appennate e i gialloro dei Nebrodi ringraziano Divenuto per il tentativo magrissimo di pescare il jolly da fuori area. Insomma, un primo tempo senza grandi emozioni, anche quando lo Presti evita il possibile pericolo firmato Bontempo, piazzato sul secondo palo dopo Torre di Bonaccorso, e sul susseguente calcio d'angolo Leanza non c'entra la porta davanti al traffico dell'ora di punta, che in realtà
e lo scadere della prima frazione che si chiude dunque a reti inviolate. Al rientro in campo il clou al Nuccio Marino, Leanza in verticale per Bontempo e quindi per Ruffino, destro imprendibile per Bauluc e Santa Domenica Vittoria avanti dopo 5 minuti. Un gran gol che si commenta da solo e che spacca una partita, adesso taglia gambe per l'11 di Ferruccio. La reazione è in un calcio d'angolo di Ravalli su cui non arrivano a colpire Blangiforti, Rizzuto e Lopresti. Manifesti sintomi di KO dalle parti invece di Bauluc, che chiude perfettamente quando questa combinazione, Leanza e Ruffino, rischia di inchiodare la partita. Le impressioni che aleggiano nell'aria si tramutano in concreto al 19esimo. Leanza chiude un triangolo sulla tre quarti con Bonaccorso e con un rasoterra non irresistibile, raddoppia e archivia la pratica quasi con una facilità da fare invidia. Sullo 0-2 Ferruccio si gioca le carte Bilieri in campo per Rizzuto e Toscano al posto di Lavenia. La reazione c'è, ma si spegne tra le maglie gialle, pronte a chiudere tutti i varchi. Qualche protesta per un possibile intervento falloso su Divenuto che poi ispira Ravalli, gran destro che lambisce l'incrocio e niente gol, come sugli sviluppi di questa punizione che si perde di non molto alta. Proteste anche in zona di Sano alla mezz'ora per un contatto con Catania, difensore ospite, nel bel mezzo di un assedio che prosegue grazie a Ravalli, murato all'angolo da Caggeggi, e grazie a Marino che da corner di Ravalli è spuntato nel bombardare gli avversari. Infine è Di Sano a cercare lo sfondamento da destra dopo aver vinto un pressing alto, ma il tentativo è senza fortuna. Al Nuccio Marino il Città di Belpasso rivede la sconfitta e adesso si giocherà il secondo bonus salvezza di questo girone di ritorno thrilling in casa del Riviera Nord, fanalino di coda del girone E, domenica a Messina. Abbiamo dunque concluso lo spazio di Penalty on Demand che potete seguire attraverso il canale social Facebook e anche sulla pagina YouTube Penalty Programma Sportivo. Abbiamo parlato in questo segmento della nostra trasmissione solo dei 4 gironi del campionato di promozione e anche i 6 gironi del campionato di prima categoria. Grazie per essere stati con noi, vi do appuntamento a mercoledì alle 13 come al solito sul canale 15 del digitale terrestre di 7 Gold per parlare del campionato di Serie D e dei 2 gironi del campionato di eccellenza siciliana, mentre per la versione on demand il tutto è rimandato a giovedì prossimo con i 4 gironi del campionato di promozione e anche dei 6 gironi del campionato di prima categoria. Grazie a tutti, buona settimana e appuntamento alla prossima.